con piacere presentiamo il primo progetto di legge della collega Luisetto, che non a caso parte da un tema che riguarda in generale il sociale, come ama definirlo lei, ma che riguarda in realtà la vita di tantissime persone anche nella nostra regione. Perché anche nella nostra regione il numero di anziani, di non autosufficienti, di persone in difficoltà è in continua crescita. Il modello del sistema e il sistema dei servizi sociali non sempre è sufficiente a garantire a tutte le persone che hanno bisogno la cura e il sostegno necessari, e questa figura del caregiver, cioè di quella figura che per ragioni affettive sceglie di prendersi cura di chi ha bisogno, è necessario che sia strutturata dentro una proposta di legge che non solo sostenga, appunto, poi Chiara lo spiegherà meglio, il lavoro che queste persone svolgono all'interno del loro nucleo familiare o affettivo, ma che ne riconosca anche il valore strategico all'interno, appunto, del sistema di welfare regionale. Manca una legge nazionale e questo non ci aiuta, ma molte regioni hanno già cominciato a intraprendere percorsi legislativi che consentano di sostenere, appunto, l'attività che i caregiver fanno all'interno dei loro nuclei affettivi. Anche noi, proprio perché pensiamo che anche la Regione del Veneto debba essere all'avanguardia rispetto alla cura della persona e anche all'implementazione di tutti quegli strumenti fondamentali per accrescere la coesione sociale, abbiamo inteso avanzare questa proposta di legge, rispetto alla quale chiediamo la calendarizzazione e l'approvazione più veloce possibile anche nei pochi mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Ritorno la parola a Chiara, che ringrazio a nome di tutto il gruppo.